è come un macigno sulle spalle dei volontari che si dedicano a queste attività e vengono considerati alla fine come un'impresa qualsiasi. La nuova disciplina fiscale per il terzo settore, entrata in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, rischia di travolgere come uno tsunami il mondo delle pro loco e del volontariato. Con il passaggio ad un regime forfettario basato sul volume dei ricavi, il rischio è che sagre e feste paesane vengano equiparate ad attività commerciali come ristoranti o agriturismi. Trattare il volontariato come un'impresa, pur mettendo dei limiti temporali. Di fatto se uno fa manifestazioni con incassi superiori agli 85.000 euro, è considerata un'impresa da tutti gli effetti. Appuntamenti tradizionali che attirano centinaia di persone ogni anno rischiano dunque di scomparire o di essere ridimensionati. Io sono 40 anni che faccio il volontario nelle pro loco, non ho mai preso, nel svolgere manifestazioni abbiamo preso i soldi che abbiamo investito in beni sociali, ma io non ho mai preso 5 lire. Trattare il volontariato come un'impresa è un'assurdità, c'è il malessere di una comunità. La riforma fiscale del terzo settore scalda anche il dibattito politico. Le pro loco sono l'anima dei nostri comuni e il motore pulsante delle nostre tradizioni, ma oggi rischiano la paralisi. La Regione Veneto deve scendere in campo con forza perché non si può scaricare tutto il peso della gestione di questa crisi sulle spalle dei sindaci e delle amministrazioni locali. Così, in una nota, il capogruppo del PD in Consiglio regionale Giovanni Manildo e il consigliere Paolo Galeano. È direttamente il presidente Alberto Stefani a raccogliere l'appello delle pro loco. È un tema di carattere nazionale su cui noi come Regione ovviamente possiamo intervenire fino a un certo punto, però credo sia giusto ovviamente accogliere questo appello, lavorare insieme, lavorare in sinergia, far sentire forte la voce delle pro loco. Noi come Regione del Veneto sicuramente tutto quello che potremo fare per aiutare le pro loco in questa sfida nazionale lo faremo con coraggio e determinazione.